anche l'ultimo vero, anche l'ultimo cielo. Siamo qui a Santa Lucia per la festa di San Biagio, il copatrono del comune tirrenico. Oggi, oltre a parlare della festa, parleremo anche del Palazzo Vescovile. Qui siamo in Piazza Duomo, dove c'è il Palazzo Vescovile, con la dottoressa Rosalba Gitto. Vediamo perché questa Piazza Duomo è così importante per i cittadini di Santa Lucia del Mela. Sì, ci troviamo nella Piazza del Duomo, che rappresenta il cuore pulsante del centro storico di Santa Lucia del Mela. Non a caso su questa piazza si affacciano gli edifici più importanti per la vita civile e religiosa del comune: il lato orientale della cattedrale, il Palazzo Vescovile e il Palazzo Comunale. Siamo proprio ai piedi del Colle Mancarru, sotto il castello arabo svevo aragonese. Proprio qui nel basso medioevo si è combattuta la sanguinosa battaglia tra i normanni e i musulmani. I normanni che ebbero la meglio, guidati dal re Ruggero d'Altavilla, che fece innalzare il tempio ruggeriano, appunto, dedicandolo a Santa Lucia, la santa siracusana che perì sotto le persecuzioni di Diocleziano. La cattedrale fu riedificata nei secoli successivi, precisamente in epoca barocca, scandita a 3 navate da 12 poderose colonne monolitiche al suo interno, e al suo esterno invece scandita da 3 portali d'ingresso, di cui uno principale che vedremo, con una lunetta marmorea con Santa Lucia e Sant'Agata ai lati della Madonna col Bambino. Abbiamo visto anche un'aquila, come mai? L'aquila, infatti, è inusuale vedere un'aquila in una struttura ecclesiastica, proprio perché l'aquila ha sempre rappresentato nei secoli il potere imperiale, il potere del re, e per questo l'aquila si spiega con l'investitura del re che aveva il prelato. Il prelato aveva un duplice potere a Santa Lucia, potere ecclesiastico ma anche temporale, e questa investitura gli è stata data da Federico II di Svevia nel 1206, e per questo noi vantiamo un'antica tradizione, che è quella della prelatura nullius, conferitaci da Federico II, e per questo noi sin dal 1206 il nostro territorio dipendeva solo dal Vaticano e da nessun'altra diocesi. Adesso dalla Piazza Duomo ci trasferiamo all'interno del Palazzo Vescovile, e con la dottoressa Rosalba Gitto lo conosceremo meglio. Dalla Piazza del Duomo si accede al Palazzo Vescovile, residenza antica dei prelati sin dal XVII secolo. Questa residenza fu voluta da Monsignor Simone Rao Grimaldi, lo stesso prelato che ha voluto la riedificazione della cattedrale. Al suo interno è stato inaugurato nel luglio del 1996 il Museo Diocesano della Prelatura Nullius. Ci sono altri musei diocesani in provincia di Messina o è l'unico? No, questo museo diocesano è l'unico ad esserci nella provincia di Messina, ma esistono altri musei diocesani in Sicilia. Dopo quello nostro c'è anche quello di Palermo, di Mazara del Vallo, di Piazza Armerina e di Ragusa. Il nostro museo diocesano vanta un'antica tradizione, che è quella di custodire il tesoro della cattedrale nella sezione storico-artistica e gli oggetti della vita quotidiana appunto dei lucesi nell'altra sezione, che è quella etnoantropologica. Nella sezione etnoantropologica c'è un oggetto che è il simbolo della civiltà contadina, la macina, ovvero ucintimmolo, la macina che è costituita da 2 parti fondamentali: la pietra dormiente, che è quella inferiore, e la pietra rotante, che è quella superiore, che serviva a ridurre in farina le granaglie. Altra sala sicuramente importante di questo museo è qui dove ci sono i paramenti sacri. Sì, questa è la sala dedicata ai paramenti sacri. Sotto questa voce non vanno solo le vesti liturgiche, quali le pianete, le tonacelle e i piviali, ma anche gli arredi d'altare. Vedi per esempio i paliotti, che erano gli antialtare utilizzati in particolari periodi dell'anno liturgico. Per esempio, in base al colore si poteva mettere il colore oro, si utilizzava per il Natale. Sono tutti paramenti sacri realizzati in seta, oro e argento. Infatti a Santa Lucia del Mela era molto fiorente l'allevamento del baco da seta. Che valore hanno questi paramenti sacri?
Beh, il valore possiamo dire che è inestimabile come quello dei quadri o delle sculture, perché anche un manufatto riesce a trasmettere attraverso una tipologia disegnativa un messaggio iconografico. Basti pensare soltanto a, a quando presentai alcune foto alla mia docente di Storia delle Arti Decorative Industriali, la professoressa Isabella Bigazzi, come argomento della mia tesi di laurea questo patrimonio. E lei fu sorpresa perché abbiamo veramente un enorme mole di paramenti sacri che possono essere conosciuti non solo all'interno del nostro territorio ma anche al di fuori della nostra Sicilia, soprattutto per l'esempio mirabile dei ricami. Dai paramenti sacri siamo passati nella sala dove ci sono gli argenti, vediamo il braccio portato da Padre Insana in processione, il braccio di San Biagio. Sì, questo è uno dei bracci reliquiari che Monsignor Insana porta in processione proprio perché è molto diffuso il culto delle reliquie per la venerazione dei santi. E noi a Santa Lucia abbiamo proprio la venerazione di Santa Lucia patrona e di San Biagio compatrono. Il braccio reliquiario proprio ha la questurna, la forma di un braccio proprio perché contiene l'osso del braccio, in questo caso l'omero. Ed è in atto anche di benedizione. Vediamo anche che nell'anulare c'è un anello pontificale donato da uno dei prelati del tempo. Oltre al braccio reliquiario di San Biagio abbiamo anche la mano reliquiario di Santa Lucia, realizzata da un argentiere messinese, Francesco Bruno, le cui iniziali si possono vedere nel rilievo punzonato della manica floreale. Abbiamo anche altri oggetti che fanno parte del corredo liturgico ecclesiastico appartenente sempre al tesoro della cattedrale. Parliamo per esempio dei calici, delle pissidi, degli ostensori, ma anche di tutto quel corredo ligneo dorato che un tempo veniva messo sull'altare. Pensiamo per esempio ai portapalme o ai candelabri che tutt'oggi fanno parte del corredo degli arredi d'altare.